È 504. A posto? E torniamo con la Mission Impossible. Da 2? Questa è in acqua, c'è la decima? L'undicesima. Dopo che spiegare se non in anticipo di 40 minuti rompono tutti i coglioni, perché sennò Ma quando la macchina anticipo, se vogliamo andare a fare, andiamo sopra. Loro hanno una tabella di marcia con i tempi già segnati, come che fate le cucine, sbagliano quello, sì, però perché uno dice posso andare là, dico quello prima della gara, però Ok, virata dei 100 e siamo alla 12ª e ultima serie dei 400 stile libero. Non si scherza più, qui c'è la Mission Impossible giusta. Sconfiggersi, battersi, superare i propri limiti e ci proveranno in corsia 2 dalla Ginnasio Spilimbergo Sacilotto Marco, in corsia 3 dal Natatorio Treviso Feltrin Stefano, in corsia 4 dal centro nuoto marcato Andrea, in corsia 5 dal Padova Nuoto Zugno Manuel, in corsia 6 dal centro nuoto Tezze Zoccarato Filippo, e in corsia 7 dalla Arca Pataro Riccardo. Questo qua ha passato venerdì, un concerto, avevo fatto due fuochi artificiali al tempo, proprio la parte di questi. Era al massimo del successo qua, tanti schermi, la fase, Ok, ultima serie 4 stile, corsia 2 Sacilotto Marco, corsia 3 Feltrin Stefano, corsia 4 Marcato Andrea, corsia 5 Zugno Manuel, corsia 6 Zoccarato Filippo, corsia 7 Pataro Riccardo. Forza ragazzi, al loro segnale scatenate l'inferno. E adesso che vi arrivano le convocazioni per messaggio. Non funziona? Io sono sempre, le volte che ho provato ad entrare sono in faccio verificarsi 400. Sì, ma guarda che era proprio evidente. Adesso partiamo a aprire i denti, che finiamo, non perso tutto quanto. Perché Lori ci guarda sempre tutto qua, se mi trovi in piscina, che fa perché se si mette in 5, si aspetta che lui 5 sia fermi, non va bene. Guarda, e questo è abituato. E se abituato, io gli fai conto che gara, 2 decimi, 3, parte, mi aspetta come si vede. Sentite che Bolsonaro ogni volta parti in piedi e fa il gioco. 5 2 che squadra